Le dimissioni del sindaco Florio Favero aprono le porte al commissariamento in attesa di nuove consultazioni elettorali che potranno ridare alla città di Portogruaro un sindaco e un nuovo consiglio comunale. La crisi estiva, culminata nel peggiore dei modi, apre la strada alle urne. Altre ipotesi non sembrano esserci. Una di queste, ossia quella del ritiro delle dimissioni stesse entro 20 giorni dalla presentazione, è stata scartata dallo stesso primo cittadino uscente. Florio Favero, in conferenza stampa, ha una domanda precisa sul tema, ha sentenziato: le dimissioni sono dimissioni, indietro non si torna, almeno così pare attualmente. Non era esclusa infatti una possibile riconciliazione interna alla maggioranza, magari con un rimpasto di giunta che potesse calmare le acque. Si va quindi verso l'arrivo del commissario che guiderà la città al voto. Le prime stime parlano di una consultazione già nella prossima primavera, tra fine aprile e maggio, in base alle decisioni del Viminale. Fino a quella data verrà eseguita la normale procedura amministrativa, ovviamente senza progettualità politiche. I mesi che intercorrono alle urne saranno caratterizzati da una nuova campagna elettorale che potrebbe entrare nel vivo molto presto. La distanza è di soli 8 mesi, che in politica possono sembrare lunghi, ma così lunghi non sono, e dato quanto accaduto potrà succedere davvero di tutto.